Buonasera, buonasera, buonasera. Cominciamo questo appuntamento legato al premio Saba che vede presente il vincitore del premio Saba, Umberto Piersanti, e la presenza di Roberto Galaverni che appunto fa parte della giuria che ha conferito il premio a Piersanti. Insieme abbiamo fatto fin qua un cammino anche di promozione del premio, oltre che sostenuto nel tempo Campi d'ostinato amore, che è il libro di Piersanti che abbiamo scelto e che ha, devo dire la verità, fino ad oggi fatto un percorso non indifferente anche nell'attenzione dei lettori, perché è un libro che ha avuto una sua storia quasi, direi, propria in questa annata, da quando è stato premiato fino ad oggi, praticamente è passato un anno, ma è un libro che veramente ha fatto strada. Ma non è di questo che parleremo questa sera. Questa sera approfittiamo della presenza appunto di Umberto Piersanti, di Roberto Galaverni, per riprendere quel tema che abbiamo già proposto in un precedente incontro e che affrontiamo anche, anzi abbiamo affrontato stamattina in un intervento costruito per le scuole. Il tema è quello che potrebbe essere interessante per capire appunto il nostro poeta vincitore, il poeta qui presente, ma credo sia interessante per la poesia in genere, oltre che per la lettura di tutti i poeti. È che rapporto c'è tra come si scrive e come si legge, nel senso che noi siamo abituati a una lettura, diciamo, silenziosa o mentale. In realtà la poesia esiste quando la si legge e soprattutto, come abbiamo già detto presentando la puntata dell'altra volta, l'incontro dell'altra volta, c'è una risonanza mentale, è un fatto ormai attestato dalla scienza. Andrea Moro ha fatto degli esperimenti che dimostrano che anche se non pronunciamo, non articoliamo le parole, e tantomeno a voce alta, anche nella lettura mentale silenziosa, il suono è incorporato al senso. Non c'è lettura silenziosa che non abbia a che fare con il suono delle parole. Ciò viene anche dimostrato proprio praticamente da esperimenti scientifici che vedono che la lettura silenziosa e quella a voce alta appunto muovono le stesse medesime reti neuronali e quindi non perdiamo nulla in realtà se non la pratica. Ma la pratica, l'esercizio non è poco, perché con la pratica e con l'esercizio noi impariamo delle cose, ci miglioriamo, ci correggiamo, soprattutto quando o qualora, no, prendiamo per le scuole, ci fosse una tradizione di lettura a voce alta, di confronto, potrebbe essere anche proprio un campo di esercizio interessante per imparare meglio a leggere, anche perché chiunque, no, una volta sentita una lettura, potrebbe dire io preferirei così e non avrebbe torto in sé, a meno che non incorra in gravi, diciamo, oltraggi al modo in cui la poesia è stata scritta. Però si potrebbe al confronto comunque imparare qualcosa, approfondire qualcosa di ciò che la lettura può dare. Nell'incontro di questa mattina paragonavamo, e come tutti eravamo d'accordo, tutti e tre più o meno, di paragonare appunto a uno spartito in un certo senso la pagina di poesia e che può avere tante interpretazioni ma che non possono uscire da quella che è la scrittura musicale da un lato, e però è anche vero, no, che se non lo sentiamo mai suonare e leggiamo solo le note musicali sullo spartito, quella musica si fa fatica ad ascoltare, voglio dire, anzi non si ascolta, addirittura con immagine ancora più esplicita, riferendosi a certe attitudini o abitudini scolastiche. Roberto Galaverni diceva è come andare a vedere una mostra di quadri e invece dei quadri ci sono appesi appunto le didascalie che spiegano che cosa vogliono dire e come sono fatti. Questo è ancora più evidente per far capire che la poesia sta nella sua lettura, insomma, e non vado oltre perché ci siamo, credo, già capiti bene o male. Cosa succederà? Questo intervento è fatto di due momenti.
Il primo in cui sia io che Roberto Galaverni seguiremo appunto Umberto Piersanti nella lettura prima di una poesia di Saba, poi di una propria e nel commento che riusciremo a fare sulla lettura possibile, insomma sul modo in cui queste poesie si chiedono di essere lette. Poi ci saranno 3 letture appunto di pochi minuti con un proprio suggerimento di lettura o di riflessione su che rapporto ci sia tra la voce propria e quella che compone la poesia di Mary Barbara Tolusso, che tra l'altro appunto a breve avrà, e spero che lo possiamo presentare, ne potremo parlare, un suo bel libro in uscita di poesie. Poi abbiamo il poeta Tommaso Di Dio e poi ci sarà appunto Carmen Gallo. 3 giovani poeti, considerando che oggi si è giovani poeti finché non si diventa improvvisamente vecchi, no? E comunque giovani, perché sono sulla quarantina, un po' oltre, e cominciamo, insomma, è inutile che io mi dilunghi ancora, e cominciamo, io direi direttamente, chiedo a Umberto Piersanti, proprio senza por tempo in mezzo, leggendo come in uno specchio, no? Una poesia di Umberto Saba che si intitola Il poeta. Poeta che legge il poeta è una poesia intitolata Il poeta. Ecco, facciamo questo gioco qua e cominciamo. Il poeta ha le sue giornate contate, come tutti gli uomini, ma quanto variate. Le ore del giorno e le 4 stagioni, un po' meno di sole o più di vento. Sono lo svago e l'accompagnamento, sempre diverso per le sue passioni, sempre le stesse. Ed il tempo che fa quando si leva è il grande avvenimento del giorno, la sua gioia appena desta. Sovra ogni aspetto lo rallegra questo d'avverse luci, le belle giornate movimentate, come la folla in una lunga storia, dove azzurro e tempesta poco dura, e si alternano messi di sventura e di vittoria. Con un rosso di sera fa ritorno e con le nubi cangia di colore la sua felicità, se non cangia il suo cuore. Il poeta ha le sue giornate contate, come tutti gli uomini, ma quanto beato. Bene, io ti chiederei subito, e la tua lettura l'ha anche sottolineato, noi sappiamo che a un certo punto, ecco, a Linuccia, a un certo punto, alla figlia, scrive una lettera in cui, ha sempre fatto un po' ridere, devo dire la verità, no? Saba dice, ma tu non sai, io soffro molto, ma molto di più di Leopardi. Cioè, è il poeta della più esibita angoscia, è il poeta che sulla sua angoscia e sul suo dolore, no? Detto proprio dolore, no? Costruisce il mito di se stesso per certi aspetti, anche se poi... E queste quartine così cantabili, no? Dove il poeta alle sue giornate contate dovrebbe essere, no? Una specie di ammonimento sul destino, sulla morte, però, no? Perché come tutti gli uomini, quanto ripetuto, prima variate, ma addirittura infine beate. È una specie di curioso, no? Autoritratto del poeta come qualcuno che in fondo, diciamo, ha quella capacità di vedere la vita in maniera da vederla bella e quasi vedendola bella trovandosi anche lui a vivere una vita bella. Ma noi sappiamo che in realtà in tutte le altre poesie, o in una gran parte delle altre poesie, esprime, no? Qualcosa di comunque un disagio, diciamo, un contrasto, no? Nella sua vita spesso. E spesso però è vero anche che Saba ha dei momenti di assoluta serenità che contrasta poi, no, con i momenti più dolorosi o angosciosi. Questa poesia, secondo te, intitolata Il poeta, così esplicita, che effetto ti fa? Cosa ti dice? Guarda, tu hai parlato di Leopardi e anche a me mi è venuto in mente proprio Leopardi, no? Leopardi, la durezza, Funesto chi nasce di Natale, il poeta che forse
è più sfortunato di altri perché capisce come il filosofo e come altri la friabilità del vivere, la durezza delle cose. Però se io prendo il passero solitario ed isolo alcuni versi, primavera d'intorno brilla nell'aria e per i campi esulta, fica mirarla intenerisce il cuore, c'è una stessa percezione, forme molto diverse naturalmente, con una lingua diversa, lo stupore del vivere. Mi ricorda un poeta americano, che si è ucciso, non mi ricordo il nome, che dice: quando bacio è come se baciassi la prima volta. Ecco, io quello che mi prende molto in questa poesia è la capacità, che pure è della poesia, che pure dovrebbe, ed è anche dei poeti, di stupirsi di ciò che ci circonda, di vedere, ecco, se devo fare un rapporto con me, naturalmente siamo di fronte a uno grandissimo, so benissimo le proporzioni, ma per analogia, è lo stupore di guardare il favagello, questo fiore giallo che cresce adesso a febbraio, e che nessun poeta ha mai citato, e che splende ed è una cosa che mi fa godere, così come le luci dell'alba. Allora trovo che Saba racconta in modo totale quella che è una verità della poesia, che la poesia non è solo tristezza, lo è anche dolore, attraversamento delle cose, è, come diceva Roberto, sempre una distanza tra l'essere e lo scrivere, un qualcosa che nella vita c'è un varco, se non vadi a vivere, a godere. Però il poeta è anche quello che sa guardare le cose. Prima ancora di saperle godere, le sa guardare. Chiedo Roberto, non ti sembra, Roberto, che in questa poesia, come il segreto un po' di questa poesia sia il fatto che appunto trova una leggerezza sotto la quale però c'è una pensosità? Sì, diciamo è uno degli aspetti molto belli di Saba, o almeno del Saba di questi anni qui. Questa è una poesia, insomma, dei primi anni 10. Cioè quello di coniugare una sostanziale cantabilità, insomma, a volte un po' stridente, volutamente stridente, dissimulando un pensiero sull'esistenza che in realtà è molto profondo, no? Questo Saba che è una creatura estremamente in realtà pensosa sulla vita dell'uomo, sulla relazione degli altri, sull'amicizia, sui sentimenti, sull'invecchiamento. E dunque anche questa poesia così apparentemente un po' svagata, no? C'è il sottofondo, è il poeta camminatore che cammina nella grande città già bodleriana, insomma, tutti avevano letto in quegli anni I fiori del male, quindi il flanere, il camminatore, il perdigiorno. In realtà è legata col fil di ferro questa poesia, c'è dietro una conoscenza, penso, dell'uomo, in questo caso dell'uomo che scrive poesie, che è tutt'altro che così avventizia o superficiale. A me piace molto questa poesia perché mi dà come l'idea che metta in scena la situazione. Le poesie sono infinite, come i poeti, ognuno fa quello che vuole, è poi il risultato che paga, però metta come in scena il risultato che conta, non che paga, metta in scena il rapporto basico che ogni poeta dovrebbe avere con se stesso e con la vita, no? Di questa attenzione, questo attaccamento. Poi nelle poesie, tanto più nel Novecento, in epoca contemporanea, è subentrata, se vuoi, l'ideologia, il pensiero anche sfrenato, la complessità in un certo tipo, però questa situazione basica di attenzione, di immediato cortocircuito tra l'uomo, donna, poeta che scrive e la realtà circostante o anche i propri sentimenti come un paesaggio, no? Da contemplare, quindi da distaccarsi, per me c'è sempre, come, no? In ogni poesia che si rispetta. Ti chiedo, tu hai mai sentito, hai mai visto leggere Saba?
ho visto qualcosa, ho letto, ho ascoltato, ecco, ho ascoltato qualcosa su internet, ma poco. Però appunto questo tremore, no? L'amore, il dolore, questo vibrato, come lo ricordavamo nell'incontro di stamattina, Ungaretti è roboante, no? E a lui si concede anche enfatico, Saba è patetico, no? Quindi come Ungaretti sottolinea una potenzialità quasi epica che c'è nel suo frammentato, no? Di questi ciottoli, queste pietre sassi, Saba invece sottolinea il melodramma, no? Sì, Fa si è detto smarrare anche la parola. troppo, no, del riferimento ai libretti d'opera, eccetera, ma secondo me non è tanto un riferimento testuale ai libretti d'opera, ma è forse un sottofondo, un cantabile, un atteggiamento che gli resta e che fa anche la sua grandezza. Sì, sì, è vero, è quella vena lirica che è un po' connaturata nel DNA della poesia italiana, che lui, come fai a tradurre anche certe poesie di Saba, no? Tradurre è sempre un grande enigma, tradurre la poesia, però lo si fa, evidentemente se la traduzione è fatta bene, qualcosa passa, ecco, qualcosa passa. Però come questa strana semplicità, questo pathos dei sentimenti che sono quotidiani ma sono anche straziati, no? Questo aggettivo strano che lui usa tantissimo, Trieste, strana città, Che oggi non si può più ascoltare, che oggi non si può più usare. che oggi non si può più usare. Senti una cosa, perché il tempo incalza e io direi, come eravamo d'accordo, di far leggere una poesia del vincitore del premio a questo punto, una propria poesia a Umberto Piersanti, che è La giostra, avevamo detto di leggere quella e poi appunto facciamo un breve commento, insomma, anche per quel che è possibile, noi di come ha letto lui. Mi dovete permettere 2 parole per ambientarla. Jacopo ha i suoi 10-12 anni, ha un autismo sviluppato, però si riesce a muovere, a girare. Io sono distante da lui, sono gli anni in cui sono separato da lui e dalla madre. Lo porto in una piccola e brutta città di mare, Porto Sant'Epidio, che è una lunga strada, e arriva la sera e c'è una giostra, è la sera in cui escono coi fuoristrada con tutto, e lui in quella giostra non sale nessuno perché è una giostra vecchia, c'è Biancaneve, c'è Cenerentola, è il periodo delle tartarughe giapponesi, di queste cose qua. E lui fa questo giro da solo e in questo giro io vedo il segno della sorte che lo attende. La giostra. Ah, quella giostra antica, nella ressa discute di ragazze vocianti, luminose, dentro jeans stretti e falso trasandati, dei fuoristrada rossi sul lungomare. Escono da ogni porta, da ogni strada, straripano nell'aria che già vampa e l'ora che precede, dolce la sera. Ma nessuno che salga sui cavalli di legno, coi pennacchi e quella tromba gialla, come nel libro di letture, la musica distante e incantata, quella che rese altri, le zucche e i rospi. Lì c'era una ragazza tutta sola, vestita da Pierrot, la faccia bianca, nessuno che prendesse i bei croccanti lo zucchero filato dalla sua mano. Jacopo che tra gli altri passa senza guardare, dondola il grande corpo e li sovrasta, abbracciò un cavallo e poi pendeva, dopo riuscì ad alzarsi, rise forte. Figlio, che giri solo nella giostra, quegli altri la rifiutano così antica e lenta, ma il padre t'aspetta sgomento ed appartato dietro il tronco, che il tuo sorriso mite t'accompagni nel cerchio della giostra, nella zattera dove stai, senza compagni.
Bene, io vabbè, accompagni i compagni, rima ricca dell'artigiano che è nel maestro appunto e che chiude così, no, proprio in clausola del componimento. Quello che io direi, ma poi mi commenti tu Roberto, perché ci avviamo anche così a definire i termini del nostro intervento, parte la presenza che non dà fastidio di scooter, jeans, fuoristrada, eccetera, e il taglio del verso riesce a mantenere questa cadenza anche antica e contenendo queste parole. So chi più mi disse che in fondo a una poesia, una patina, un po' di tempo ci sta sempre bene. Adesso non so se te venga naturale Umberto o se tu lo faccia apposta, io trovo abbastanza che si sviluppa con questo avvampa che viene anche questo dai primi del Novecento, e poi però io un po' incantato sono da questa cosa che è molto infantile, nessuno che prendesse i bei croccanti. I bei croccanti è una cosa che da un lato non si può sopportare e dall'altro commuove però, perché nessuno che prendesse i bei croccanti mi sembra veramente una nota appunto molto, molto già piena di sentimento, già piena di uno sguardo, insomma, no? Che vede sia il figlio, no? Sia che vede con gli occhi del figlio e però col sentimento del padre, ecco. Ho detto queste cose per rivolgermi poi a Roberto Calaverni e chiedere a lui qual è il segreto di questa poesia secondo lui, secondo te appunto Roberto, questa poesia che piace a entrambi credo, qual è il movimento tra suono e senso, comunque che cos'è che ha all'orecchio di vincente? La cosa che hai detto, secondo me, è molto vera. Si avverte anche in una poesia come questa, che non è di diretta evocazione del mondo che Umberto in tante sue poesie ha cantato. Però Piersanti ama certe cose che hanno fatto la sua vita, no? E si sente anche come nella sua lettura, oltre che nella sua scrittura, anche la fierezza di rivendicare la legittimità di certe sue passioni, amori che toccano le cose, i luoghi e che sono poi pieni di ferite, no? Non sono così redenti e irenici. E anche in una poesia come questa, che del resto è ancorata al presente, gli scooter, i jeans, ma poi racconta qualcosa di qualche anno fa, quindi dei nostri giorni, i padri coi giacconi, no? E quindi una poesia che nasce in medias res, no? Da un evento diretto che ha vissuto, però si sente questo retaggio che salta fuori anche con una certa malinconia, perché lontano i bei croccanti, il mondo delle fiabe, che la giostra evoca probabilmente chi le ascoltate in un certo modo e del resto la parola cronaca c'è anche in qualche sottotitolo dei suoi libri, titolo di sezione. E molte delle sue poesie sono costruite così, non come uno sprofondamento cieco nel passato, no? Dal contrasto tra un presente spesso diseredato e un passato che viene vagheggiato, evocato, ma che poi chi scrive sa che è anche un mito per certi versi, che una perfezione magari non si è mai data. E questo crea questa lingua che Loi diceva, l'ha scritto a proposito di Umberto, che la sua pronuncia è sempre fresca. Questo è stata un'intuizione molto vera, no? Che questo poeta che magari per un giovane è pieno anche di riferimenti che vengono da una storia che non è tutta presente, però ha questa intonazione giovane, fresca, argentina, un po' di frescura, freschezza romanza, diceva proprio Loi. E io questa cosa la condivido. Io sono modenese, lo si diceva di Pavarotti, no? Che aveva la voce argentina e sempre fresca. E Umberto ha comunque nella sua pronuncia questa vividità, ecco,
che certo, la poesia è fatta, ogni poesia, se è viva, è fatta di contrasti, no? E non solo di un'armonia che risolve tutto, ma no, ma di scontro, di significato, suono. E in Piersanti ci sono molte di queste componenti che la vitalizzano, ecco. Io direi che abbiamo fatto bene a premiarlo, quindi, e con questa dichiarazione un saluto a tutti e adesso appunto ascolteremo i poeti giovani che raccontano un po' anche loro stessi e leggono una loro poesia. Buonasera a tutti quanti e grazie a Umberto Piersanti e a Roberto Calaverni. Salve a tutti, io sono Carmen Gallo e ho scelto di leggervi un testo da Le Fuggitive, il mio ultimo libro di poesia uscito per Aragno alla fine del 2020. Il testo che ho scelto si intitola Tornare in superficie ed è un testo che ha molto a che fare con il respiro e con la voce. Ho cercato il più possibile di lasciare una traccia in questo testo, di una sorta di partitura della mia voce, pause, accelerazioni, respiri lunghi, boccate d'aria, che sono lì quasi come una sorta di indicazione di lettura, che può essere ignorata, ma in qualche modo era per me importante che ci fosse questa traccia. Vi leggo questo testo. Tornare in superficie, come bocche di colpo spalancate, animali finalmente anfibi. Dimostrare di avere imparato il doppio respiro, a stare e restare nello spazio indiviso dove le cose accadono e basta. In questo gioco chi si cerca e chi si nasconde hanno la stessa faccia. La paura costringe a forme di vita innaturali, costringe a stare nella durata di un altro, impossibile prendere aria. Restituire la paura, lasciarla sulla soglia di casa e dire puoi tenerla o nasconderla in giardino, prima che il tempo e lo spazio propaghino la sua forza. È novembre, ho 36 anni, mi porto dietro tutti i miei luoghi, faccio attenzione a non dimenticarne nessuno. Ho sempre pensato che la poesia avesse a che fare con la dimensione della voce. La voce è innanzitutto lo strumento primo della scrittura poetica ed è proprio in questa duplicità, no, che la poesia sembra a me assumere un senso, la scrittura e la voce. È come se questi due momenti fossero da sempre nella pratica della poesia richiamantesi vicendevolmente, a volte in accordo, a volte in lotta, in contrasto, tanto che volendo si potrebbe tentare quasi una tassonomia dei poeti, no? Secondo questo binomio, i poeti più della voce, poeti più della scrittura, ma sarebbe una provocazione, perché dire poesia è proprio stare in questa dualità, no? È come se quando una poesia viene scritta, trova infine la pagina, è come se provasse da sempre a ricordare la voce da cui proviene, il grido, possiamo dire, ormai remoto che per primo la mosse. Mentre invece quando una poesia viene letta, viene eseguita, pronunciata, quando infine possiamo dire giunge al sole della pronuncia, come appunto ha scritto Valerio Magrelli in una poesia del 2006, la poesia non può che irrimediabilmente ricordare che è stata scritta, cioè che è una cosa inerte, muta. Praticare allora la poesia significa, almeno per me, provare a immergersi in questa dualità irrisolvibile, stare in questo bilico fra le dimensioni appunto del
vivo orale e del morto scritto, sentire questo intreccio senza farne mai sterile atletismo. Mi sembra che questo sia il compito, possiamo dire, di ogni poeta, no? Trovare quella voce, quella sola e senza appello, che possa rianimare la scrittura, che altrimenti sarebbe morta, e trovare quella scrittura che può invece testimoniare la presenza sola, unica, che fu di una voce. Vi leggo una poesia da La favola delle pupille. Oggi mi sono svegliato, ho guardato fuori e le tegole brillavano sotto questa rara pioggia di inizio maggio. Dalla finestra ho sentito distintamente il montacarichi, le macchine, le voci, le urla, le serrande che si aprivano. Come sai che sono qui? Chi te l'ha detto? Come hai fatto a sentirmi, a trovarmi qui sepolto sotto strati, in una poesia banale, in un mattino inutile e indifferente, sotto i metri di un giorno qualsiasi? Come sei riuscito tu a centrarmi, a catturarmi, attraverso quanti miliardi di stanze e di annientamenti, di voci, di cunicoli, di numeri, di mondi testi hai tu percorso in ogni senso e volto che ti è stato amico nemico per finire con la tua voce su questo spazio finalmente mio, nostro, e va come un incendio che si vede di notte dalla strada. Grazie. La percezione di questo stato riveste un'importanza decisiva, appare per svanire alle 9 dietro la gola, in cesso, tra le dita. Mi alleo col buio mentre muore il mare, il tetto, oppure l'albero è senza colore. Il cielo è sull'orlo della rovina e il tempo è il tempo. Cola sulla tastiera tra i dannati di questa mezza età. Amo la rovina del mio profilo, da alto dei cieli, una decorazione, un falso, un animale da lana quando si fa satura e inizia l'affondo. Hai avuto 16 anni un tempo, un'ora, 5 minuti fa. Tutti vogliono la verità. La verità è una cosa indecente. Questo, è un testo mio inedito, ma mi pare che il tema fosse la voce rispetto al testo scritto. Io devo dire che la voce per me è completamente imprescindibile. Ricordo molti anni fa quando ebbi l'occasione di ascoltare, per esempio, dalla sua viva voce un testo di Edoardo Sanguinetti e rispetto alla mia lettura in silenzio rimasi colpitissima, nel senso che il significato era completamente stravolto. Questo comunque succede più naturalmente con questi poeti che usano anche degli escamotage, insomma, fonici quasi, no? Sonori, ma la voce è fondamentale anche per poeti più lineari. Un altro a cui io non riesco a dissociare voce e testo è per esempio Mario Sant'Agostini. Questo per dire come, un po' dirlo magari alla Zanzotto, un po' ironicamente, per me la voce è proprio il significato di quel significante che è il testo scritto. Più semplicemente il suono, la voce propria del poeta apporta molteplici significati rispetto al testo poetico.